Ok, sono nuovamente a Dardago. Sono venuta a farmi un giro molto veloce, non sapevo dove andare, avevo voglia di uscire. Adesso, scusate, ma ho messo il microfono, devo staccare un attimo il microfono. Ecco fatto. Ok, sono di nuovo qua della Madonnina di Dardago. Eccoci. Vediamo se riesco a zoomare. Eccola lì. Se c'è qualche entità qui, per favore, vi faccia sentire. L'altra volta col cellulare vi ho preso. Quindi, chiudere lo zoom. È tutto un movimento, lo so. Eccoci. C'è poca acqua oggi. Qua di solito c'è l'acqua, in questo momento non ce n'è neanche un po'. Questa è l'unica fontanella che funziona. Siedo sulla panchina e mi metto in ascolto, quindi da questo momento in poi ogni tanto farò delle domande e starò in silenzio per vedere se capto qualche voce. L'altra volta c'erano. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può lasciare un messaggio dentro l'apparecchio che ho in mano, per favore? Grazie. Ecco, scusate, mi è caduto. Mi lasci
Mi lasci un messaggio, dimmi qualsiasi cosa, raccontami la tua storia, il tuo nome. Abiti qui o abitavi qui? Questa Madonnina qui ha una funzione? Perché è stata messa qui? Sto ancora qualche minuto, dopo metto il, la spirit box.
Ok, chiudo un attimo, preparo la spirit box. C'è qualcuno qui? Agganciati a questa apparecchiatura blu. Così va meglio. Mi dici come ti chiami? Mi ripeti come ti chiami? Mi racconti la tua storia?
Solo su e le vedi l'energia? poi c'è Ti piace l'energia? Riesci a prendere l'energia che ti sto dando. Riesci a prendere l'energia che ti sto dando. Io mi chiamo Lina, ripeti il mio nome. Ripetilo. Ora che ti sto dando energia, raccontami la tua storia. Utilizzerò adesso un altro strumento. Chiudo un attimo e utilizzerò il cellulare, che è un altro strumento per farti comunicare o farvi comunicare. Vi va bene? Felice.